alla mattina quando ci alziamo intorno alle 4 e andiamo a lavorare, prima andiamo sul luogo di pesca dove pensiamo che ci sono le boie e buttiamo le reti del mare. Poi aspettiamo che arriva, che fa l'alba, una volta che fa l'alba incominciamo a tirare e lì si svolge la pesca della lacciata. Sarebbe una parete liscia che prende i pesci della stessa maglia che tu butti in mare. Se c'è la maglia è un pochettino larghetta per prendere le bocche quelle più grosse. Poi quando peschiamo tiriamo le reti, mettiamo a bordo e ce ne ritorniamo a terra. E tante volte quando si viene a terra che abbiamo è poco pesce che magari i commercianti non lo comprano perché una cassetta, 2 cassette a loro non ci interessa. Ma anche le persone non riescono, specialmente in questi periodi, non riescono a comprare né le boie e neanche. A massima considerazione magari se si pesca qualche cassetta di sgombero si riesce a vendere, ma poi direttamente non è che è una pesca povera che ci conduce a fare la fame tutto sommato. Buon Pescato Siciliano è un progetto con una finalità ben precisa, cercare di dare una maggiore valorizzazione quindi alla produzione dei prodotti ittici di tutta la nostra flotta aderente a questa organizzazione. Abbiamo pensato di mettere in atto una serie di azioni che sono racchiuse in questo progetto chiamato Buon Pescato Siciliano, piacere di conoscervi, per cercare di migliorare la redditività di questa piccola pesca che ormai da tempo soffre tantissimo. Tra le azioni previste da Buon Pescato Siciliano abbiamo pensato di produrre delle video lezioni che in realtà in maniera animata saranno poi trasmesse ai ragazzi sia del mondo della scuola primaria che secondaria e cercare di divulgare quanto più possibile cosa significa essere dei pescatori, cosa significa amare il mare e tutti i sacrifici che i nostri pescatori sono portati a fare per cercare di portare un po' di reddito per il soddisfacimento dei propri familiari. Oggi l'OP Trapani e Isolegadi ci ha portato dei sugarelli. I sugarelli sono dei pesci che sono considerati veramente molto poveri e spesso scartati perché si pensa che sono poco saporiti o un po' selvatici. Allora oggi abbiamo deciso di prepararli in un piatto gourmet. Paolo, quale piatto ci prepari? Ciao Giuseppe, infatti hai detto benissimo. Piatto povero però ricchissimo anche nella sua presentazione ma anche nei sapori, perché andrò a creare una lasagnetta, quindi proprio una millefoglie di filetti di sucarello intercalati per ogni strato con della buona cipolla di partanna fatta al vino rosso e un po' di aceto stravecchio, del cavolo nero precedentemente proprio fatto al microonde con una tecnica proprio di disidratazione, poi della buona ricotta di vaccina aromatizzata con agrumi e poi il tutto accompagnato da una salsa di agrumi, arancio, limone, sale, pepe e del buon olio extravergine d'oliva. Andiamo subito a fare andare il nostro olio per la nostra fritturina. Stavolta farò una fritturina leggerissima e adatta eventualmente per i ciliegi, quindi con l'utilizzo di farina di riso o in questo caso farina di Maiorca, quindi un grano antico, e poi panata a sua volta dopo la pastellatura da farina di mais, quindi che darà la sua croccantezza e la sua, diciamo, profumazione molto diversa rispetto alla tradizionale. Vado subito spedito, quindi creo la mia pastellina attraverso quindi la farina senza uova, senza nulla, quindi una pastellina che non sia né troppo spessa né troppo liquida. L'olio è quasi pronto, posso tranquillamente prendere tutti i filetti, li vado a proprio tuffare nella mia pastellina. Poi
prenderò il singolo filetto, li metterò nella mia farina e li tuffo nell'olio. Potete utilizzare o olio extravergine oliva o eventualmente del girasole altoleico, quindi eventualmente anche per proteggere il prodotto. Si abbassa perfettamente, ok. Ok, perfetto. Possiamo spegnere e vi posso garantire una frittura leggera e croccantissima grazie alla farina di mais. Deve essere veloce, priva di sale, il sale lo metteremo alla fine. Meraviglioso, croccantissimo, un ramoscello di rosmarino che con il calore dà gli oli essenziali, quindi dà un po' di profumazione diversa, e quindi mi comincerò a fare spazio. E allora, quindi la nostra frittura è pronta. Poi, l'altro passaggio. La ricottina di vaccina. Prenderò un microplane, ho lavato precedentemente degli agrumi. Ovviamente attenzionate sempre a mettere soltanto la parte degli oli essenziali, quindi della buccia, e non dell'albedo, quindi la parte bianca. Stessa cosa con l'arancio. E poi chiedo a Giuseppe sempre di mettere quel pizzico di sale come se fosse il tocco dello chef. Benissimo. Olio extravergine a mantecare la ricottina. Benissimo. Gli darò una leggera mantecatura. Giuseppe, se poi c'è il sac à poche, quindi la sacca da pasticcere per capirci. Ho preparato. Bravissimo, bravissimo, eccezionale. Quindi andremo a mettere la nostra ricottina nel sac à poche. Perfetto, che questa sarà giustamente la parte della farcia che comporrà i vari strati della nostra lasagna o millefoglie. Quindi un coppettino, toglieremo l'aria. Ok, perfetto. E questo è pure pronto. Precedentemente abbiamo tagliato la nostra cipollina rossa a julienne, l'abbiamo stufata con vino rosso, aceto, sale, zucchero, e poi mettendo della stecca di cannella, del pepe in grani e delle foglie di alloro. Quindi questo passaggio ho cercato di velocizzarlo e quindi ho la mia cipollina già stufata. Arrivando a questo punto mi manca la salsa d'accompagnamento. Quindi con i nostri agrumi, precedentemente io ho spremuto entrambi, li andrò ad addensare leggermente con un po' di mais cerato. E quindi mi creerò una salsa di accompagnamento agrumata, un goccettino di olio extravergine oliva, ho detto tranquillamente nelle ricette Evo, perfetto. Io vado subito a comporre il nostro piatto. Quindi grazie a Giuseppe che ha provveduto a piatti belli, design, quindi la croccantezza, onde vedere che proprio la superficie liscia del piatto potrebbe scivolare, quindi andrò a applicare un po' di ricotta, metterò il mio primo filetto, ok, poi andrò a mettere un po', anzi prendo la pinza che mi agevola, un po' di cipollina nel primo strato, una veletta di cavolo nero croccante disidratato, nuovamente la nostra ricotta, come se fosse proprio una lasagna tradizionale. Quindi nuovamente un filetto, andando a giocarci con le forme, quindi mettendole in maniera sfasata, un altro po' di cipolla, pezzettino di, e chiuderò, onde evitare che poi, per agevolare il cameriere, per evitare di far cadere la portata, andrò a mettere la
la nostra stecchetta di cannella. Vado a mettere proprio nello spazio dedicato alla salsa, proprio la nostra salsa di agrumi, addensata leggermente, poi condita con un po' di sale e olio extravergine. Andrò a decorare con la nostra lavanda delle buone campagne qui del Trapanese. Se ci vogliamo giocare perché noi sappiamo la lasagna, quindi la salsa della nonna, quindi avevamo preparato un po' di salsa così di basilico, e il nostro motto: il piatto è pronto, buon pescato a tutti, Il food cost. e il food cost all'incirca 1,95 €. Sugarello, ragazzi, non lo scartate più in pescheria. Esatto, ma compratelo. Abbiamo parlato tanto di pesce azzurro, di pesca sostenibile, ma non si può parlare di piatti di cucina senza parlare di vino e di giusto abbinamento tra cibo e vino. Abbiamo invitato un sommelier di grande esperienza, uno dei massimi esperti di Marsala che abbiamo nel mondo, per parlarci di vino. La prima cosa che mi viene in mente è quella di descrivere le caratteristiche del pesce azzurro, quindi un pesce grasso che ha dei grassi buoni, gli omega 3 fanno bene alla salute, ma hanno bisogno di essere trattati in maniera adeguata nell'abbinamento con il vino. Quindi mi viene in mente di indicare dei vini che abbiano un'acidità spiccata, perché in questo modo, con acidità magari accompagnata anche da una buona sapidità del vino, e dunque se dovesse essere il caso per esempio di un vino sfumante anche dal gas acido carbonico, dalle bollicine che rafforzano la percezione dell'acidità, si riuscirebbe a trovare un abbinamento ideale. Ovviamente poi il tutto va visto anche nel contesto della preparazione gastronomica della quale parliamo. Le caratteristiche generali che abbiamo voluto citare sono quelle del pesce azzurro, ma ovviamente questo poi valutazione cambia a seconda del tipo di preparazione che verrà scelta dallo chef. Per esempio, con l'antipasto che abbiamo preparato con le boghe, una zuppetta di boghe affumicate in salsa di finocchietto selvatico e vastetta del Belice. Beh, magari non la servirei come antipasto in questo caso, perché nella nostra tradizione era il pasto principale, se non unico, però in questa occasione mi viene in mente proprio di fare l'abbinamento territoriale, tradizionale e anche tecnico-scientifico, no? Che è quello del nostro vino di alto grado naturale, magari con caratteristiche ossidative, per esempio un perpetuo. E questo è un vino che è in grado di ben bilanciare questa preparazione, che ha in seno anche delle acidità indotte dalla preparazione, magari insieme a del pomodoro, che è comunque un ingrediente ricco di acidità. Ha anche una grande intensità aromatica che è dovuta a tutte le una buona sapidità, quindi abbiamo bisogno di un vino che abbia anche una sua importante dimensione dal punto di vista della persistenza aromatica e dell'intensità aromatica, per essere pari e quindi ben bilanciare l'impatto aromatico sul palato del cibo, e poi anche una presenza di alcol importante che asciuga il palato in questo caso, e quindi ci rimette a posto e ci dà la voglia di continuare a mangiare. E allora continuiamo con delle busiate con stufato di palamita. E questa è un bell'affare, bisognerebbe poterla assaggiare per poter fare l'abbinamento ideale, però in questo caso si potrebbe azzardare per esempio anche un qualche vino rosso non particolarmente tannico, anzi direi appena con una tannicità appena accennata, perché è un sugo
di mare che ricorda quelli di terra. Quindi in questo caso, visto che c'è anche, come dire, questa tendenza, questa propensione ad impiegare sul pesce dei vini rossi, se si riesce a trovare un rosso con buona acidità non è difficile, perché ne abbiamo in Sicilia, ma magari con delle estrazioni minori di tannino, questo potrebbe essere l'abbinamento ideale. Negli altri casi che cosa mi viene in mente? Mi vengono in mente dei vini magari preparati a partire dai nostri vitigni più tradizionali e più comuni, ma magari qualcuno che sia rimasto in botte di legno per un po' di tempo e quindi che abbia una sua maggiore evoluzione, una sua maggiore complessità aromatica per poter bene impattare con un piatto abbastanza elaborato. E per fare un altro esempio, che l'abbiamo preparato per i bambini, ma è un piatto che secondo me ai grandi piace tanto, un hamburger di sgombro. Sì, io l'ho visto preparare ed è molto è abbastanza articolato, complesso no, ma articolato sì. Bene, in questo caso per esempio mi verrebbe in mente di servirci sopra anche un sorso di marsala, perché in questo caso abbiamo un grande impatto, perché questa cipolla caramellata con il vino passito ha veramente una carica aromatica forte e lo sgombro di suo comunque è un pesce che si fa sentire, che si presenta, si propone in maniera molto disinvolta, quindi un vino che abbia una discreta acidità ma anche una grande presenza aromatica, di impatto, di intensità, come può essere un vino marsala. Non necessariamente un vino marsala assolutamente secco, anche con un residuo zuccherino, purché non sia preponderante. E allora, con questo nero d'avola, Fumante, le bollicine siciliane, che portano bene, che sono il vino dell'allegria e quindi porteranno sicuramente bene al pescato siciliano brindiamo al buon pescato siciliano. e a tutti quelli che lo consumeranno prossimamente.